Non poteva che aprirsi piena di aspettative la 4 giorni mondiale del vino, che fino a mercoledì rappresenterà la vetrina per consumatori e imprenditori, con più di 4.200 espositori provenienti da oltre 20 paesi. Parte infatti dal Vinitaly, giunto alla 47esima edizione, la sfida per la conquista dei mercati di tutto il mondo in un momento di espansione dei consumi e del successo del vino a livello internazionale. Innovazione, qualità e nuove frontiere sono le armi con le quali i produttori vogliono battere la crisi. All'inaugurazione ufficiale del Padiglione del Veneto, il cui slogan è Veneto, terra di vite, erano presenti le maggiori autorità della regione, tutti concordi e consapevoli dell'importanza del Veneto nella produzione vinicola italiana. 2 le realtà della Bassa Padovana presenti al Vinitaly, il Consorzio Collis con la cantina di Merlara e la cantina Colle Euganei, i cui vini, affiancati ai prodotti tipici del territorio, fra cui il prosciutto veneto Berico Euganeo DOP, costituiscono le colonne portanti dell'export agroalimentare veneto di qualità. Al Vinitaly sono stati presentati anche nuovi modi di utilizzare il vino e i biscotti Parpagnacchi ne sono l'esempio. Il grano di un tempo, l'impasto semplice casareccio delle nonne accostati al vino creano un insieme di profumi e aromi piacevoli da degustare. Novità di quest'anno, una convergenza dei nuovi mercati di sbocco ad Oriente, con Cina e Giappone in testa.